Dopo aver perso i primi 2 set, la Sepp Pallavolo Arragona non perde la testa, si rialza e ribalta la partita, imponendosi per 3-2 al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento contro una determinata ed aggressiva Sifi Condor Catania. Una rimonta che rappresenta il nono successo in 10 partite giocate nel campionato di B2, al termine di 2 ore e mezzo di battaglia al Pala Nicosia. La squadra, diretta dal coach Francesco Eliseo, ha centrato la 7ª vittoria di fila. La Sepp Aragona ha faticato più del previsto per avere la meglio sul sestetto etneo, che ha disputato una delle migliori partite del campionato. Ottima prestazione della Cammisa, 20 punti per lei, della Centrale Composto con 16 punti e dell'italo-brasiliana Do Nascimento, autrice di 16 punti, molti dei quali nei momenti decisivi del match. I parziali hanno visto i primi 2 set a favore della squadra catanese per 25-21 e 25-22, mentre gli altri vinti dalla Sepp Aragona sono terminati 25-21, 25-20 e 15-11. Numeroso il pubblico presente al Palasport che ha incoraggiato la squadra portandola definitivamente al successo.